Sono 875 gli operatori sanitari che in Veneto saranno vaccinati domenica 27 dicembre, il Vaccine Day, i primi di un piano vaccinale articolato, la cui ambizione sarebbe quella di riuscire a garantire la vaccinazione a tutti coloro che la volessero, seguendo le priorità legate alla stratificazione del rischio delle singole categorie di persone. Somministrare questo vaccino nel più breve tempo possibile, perché ci troviamo di fronte a una malattia che necessita di controllo e lo strumento di controllo più importante è rappresentato dalla vaccinazione. Assicurare che il vaccino venga stoccato e distribuito in maniera sicura, il che è estremamente importante. Garantire la registrazione di tutti i dati relativi alla vaccinazione, quindi sistemi informativi efficienti e che procedono in tempo reale alla vaccinazione alla registrazione delle vaccinazioni somministrate. Dobbiamo monitorare la sicurezza e l'efficacia della vaccinazione, quindi eventuali reazioni avverse che si dovessero verificare, ma anche la valutazione insieme al Ministero e all'Istituto di quello che è l'efficacia del vaccino. Arriveranno 875 dosi per la Regione Veneto. Abbiamo già distribuito queste dosi per tutte le aziende ULSS e per le aziende ospedaliere, facendo naturalmente una distribuzione pari al bacino di utenza. Abbiamo individuato chi saranno i vaccinatori presenti in queste sedi vaccinali e anche chi saranno gli operatori. Allora, sapete che la prima fase della campagna è destinata agli operatori sanitari, ospedalieri e del territorio che verranno vaccinati indipendentemente dal loro inquadramento professionale, quindi tutti gli operatori sanitari. È chiaro che c'è un ordine di priorità anche a questo, è un ordine di priorità che si chiama stratificazione del rischio e che vede naturalmente tra i primi ad essere vaccinati quelli che sono in prima linea e quelli che finora, l'abbiamo già detto, si sono presi in carico prima di tutti i soggetti positivi e quindi sono il sistema delle emergenze, la terapia intensiva, le malattie infettive, la pneumologia, ma anche gli operatori del territorio che vanno a casa dei pazienti o che fanno presso i propri ambulatori i tamponi per individuare i soggetti positivi. Per quanto riguarda l'organizzazione della seduta vaccinale nelle strutture residenziali, che sono quelle che fanno parte sempre della fase 1 e che sono quelli che hanno avuto la maggiore attenzione nella declinazione del piano, dove praticamente si andrà a vaccinare direttamente nella struttura.